Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra puntata di 7 in punto. Questa mattina parliamo un po' di tutti noi e di quello che ci aspetta, visto che parliamo di demografia e sappiamo tutti che siamo in presenza di un inverno demografico particolarmente nel nostro paese che comporta tutta una serie di problematiche soprattutto legate ai nuovi nati, ai giovani, al lavoro e a tutto quello che consegue la struttura di un paese che si regge anche proprio sull'equilibrio demografico. Con noi c'è Roberto Crosta, segretario generale della Camera di Commercio di Padova, buongiorno, bentornato. E il professor Gianpietro dalla Zuan, docente di demografia all'Università di Padova, che sono reduci tra l'altro da 1 a 2 giorni, che aveva un titolo significativo da questo punto di vista: siamo troppi o troppo pochi? Perché il mondo un po' esplode, mentre in Italia abbiamo questo problema. Allora, cominciamo subito un po' a inquadrare l'argomento. Cominciamo da Roberto Crosta. Come mai avete voluto fare un focus proprio su questo punto che ha ovviamente delle ripercussioni anche dal vostro punto di vista sulla produttività del sistema economico padovano italiano? Ma perché da un punto di vista economico sta diventando il tema dei temi, nel senso che se mancano donne e uomini si blocca un sistema economico, quindi il ragionamento è stato molto banale, non è stato particolarmente sofisticato, diciamo così. Poi da lì è nata una riflessione con l'Università di Padova che aveva tra l'altro in animo di fare un'iniziativa similare. Ci siamo virtualmente sposati su questa iniziativa per pensare di fare un qualche cosa assieme, perché come dicevo all'inizio questo è un tema che dobbiamo iniziare ad affrontare con molta serietà, perché non è un tema di domani, ma è un tema forse di ieri più che di oggi. Certamente, è un tema tra l'altro nazionale. Secondo lei anche a livello locale si può agire per cercare di invertire un po' la rotta? Certamente sì, io credo che alcune politiche possono essere attuate anche sul territorio, questo è poco ma sicuro. Chiaro che è un problema che non si risolve soltanto a livello locale, ma che possa avere alcune spinte anche a livello locale, io credo sia assolutamente plausibile. Allora, prima di addentrarci in riflessioni su cosa fare e cosa non fare, sentiamo da che dati partiamo. Quindi, professore, la sua analisi è un po' spietata, mostra un futuro che nell'arco di 2 decenni farà sentire pesantemente le conseguenze di questo inverno demografico. Ma vediamo specialmente un aspetto che forse è quello più importante. Un sistema economico-sociale è in equilibrio quando almeno mantiene il numero di lavoratori, cioè quando le persone in grado di lavorare, attive o potenzialmente almeno attive, sono un numero sufficiente per mandare avanti tutto il sistema e in particolare per riuscire anche a garantire una vita decente a chi più attivo non è ancora o che attivo non è più, cioè i bambini e gli anziani. Bene, quello che succederà nei prossimi anni, se non ci fosse nessun tipo di movimento migratorio, è all'interno del Veneto ogni anno la perdita di 35.000 lavoratori, perché compieranno 65 anni, le persone che compieranno 65 anni, cioè quelli nati fra il 1960 e il 1980, mentre compieranno 20 anni le persone nate negli ultimi 20 anni. Bene, ogni anno c'è una differenza media di 35.000 persone, vuol dire che noi rischiamo, senza appunto apporti delle migrazioni, nel giro di 20 anni di perdere 700.000 persone in Veneto in età di lavoro, ossia di perdere circa, tanto per capirsi, possiamo dire un quarto, un terzo della potenziale forza lavoro del Veneto. Eppure di migrazioni discutiamo a tutte le ore del giorno e della notte, nel senso che sembra che in realtà l'afflusso di persone che arrivano nel nostro paese sia alto. No, il numero quest'anno l'anno scorso abbiamo avuto un saldo migratorio positivo in Veneto di 13.000, mentre, come dicevo prima, per riuscire a mantenere costante il numero di persone in età di lavoro ce ne vorrebbero più o meno il triplo. Questi sono i numeri. Tenga conto che il saldo migratorio è la differenza fra le persone che entrano e le persone che escono.
ne sono entrati di più, ma sono anche usciti tanti giovani. Quindi la sfida vera è quella di rendere la nostra regione, un po' come tutta l'Italia e anche in parte tutta l'Europa, un posto amichevole e appetibile per le persone che si affacciano all'età lavorativa. Questo purtroppo adesso, ma ne parleremo credo in questa trasmissione, non è vero. Non è vero. O è vero solo in termini meno di quello che servirebbe. Qualsiasi famiglia che ha dei figli o dei nipoti sa benissimo che le loro ambizioni sono a livello mondiale, si formano con anche molto spesso formazioni universitarie, master, comunque scuole di specializzazione e poi molto spesso se ne vanno via e quindi questo penso che sia un tema che è sotto gli occhi di tutti e che impoverisce ovviamente il territorio. Questo in assenza anche dell'appetibilità delle nostre strutture scolastiche. Certo. Ci potrebbe stare se avessimo però nel contempo ragazzi che dalla Danimarca, dalla Germania, dall'Inghilterra vogliono venire in Italia e questo succede abbastanza per lo studio, perché abbiamo avuto un incremento importante di studenti stranieri, però poi è difficile che si fermino a lavorare in Italia. Come mai? Questa è una domanda proprio che ha dell'accento pistole, come si direbbe una volta, però da chi conosce bene, come la Camera di Commercio, che ha un'analisi chiara di qual è anche l'andamento delle imprese e del lavoro sul territorio, ci sono delle criticità che non sono state affrontate nei nostri territori, perché non siamo così appetibili? Ma intanto posto che ce ne sono anche di meno appetibili purtroppo in Italia. Intanto c'è un tema generale, inutile nasconderlo, di retribuzioni, di livello delle retribuzioni. Questo è un punto di partenza dal quale sarebbe veramente miope non partire. Il costo del lavoro purtroppo in Italia è ancora molto elevato, anche per delle scelte di politica fiscale generali che potrebbero essere ridimensionate e garantire un gettito maggiore all'erario. Pensiamo a tutto il tema, per esempio a tutti fa comodo non pagare la tassazione sulla prima casa, però poi da qualche parte i denari devono saltare fuori e quindi è un po' il gatto che si morde la coda. Questo è un primo tema. Un secondo tema è anche quello legato alle infrastrutture del nostro paese, nel senso che qualche settimana fa io ero a Londra, ho incontrato dei ragazzi che lavorano lì, ho detto dei ragazzi italiani? Dei ragazzi stranieri. Che erano lì. Padova è una bellissima città, ne abbiamo sentito parlare, quando ho iniziato a farmi delle domande rispetto ai servizi che ci sono, ai servizi pubblici, come funziona l'attrattività del territorio, la cultura, queste cose qui, per carità, paragonare Londra con Padova è irriverente, però ho capito che loro aspettano un'altra cosa. Un altro tema da non sottovalutare è quello che noi dovremmo fare sempre di più una riconversione del mondo delle imprese, non soltanto perché noi parliamo sempre di tecnologia, ma c'è un altro aspetto del mercato del lavoro che noi dobbiamo iniziare a mettere in campo se vogliamo essere più attrattivi. Fino a 6-7 anni fa, un po' prima del Covid, quando si faceva un colloquio di lavoro le prime domande erano la retribuzione, le prospettive di carriera e il tema legato viaggi, missioni e quant'altro. Oggi come oggi a me capita di farne spesso colloqui di lavoro, le prime domande non sono più queste, ma sono il welfare, ma sono il tema legato agli orari di lavoro e a un tema legato ad una serie di benefit. Poi si è invertita la cosa. Prima erano quelli che stavano da questa parte del tavolo che dicevano le farò sapere, adesso sono le persone che cercano lavoro che ti dicano le farò sapere. E questo è un altro tema, quindi secondo me c'è un mix di cose. Sicuramente c'è anche un tema generale di competitività del paese, perché poi da un punto di vista di formazione io credo che i giovani che passano per le nostre università non abbiano nulla da invidiare rispetto se li prende tutto il mondo, se li prendono, se li prendono gli altri. E poi c'è un altro tema che secondo me sta diventando importantissimo, che è quello legato al fatto che noi dobbiamo fare i conti con una cosa che diceva pochi istanti fa il professore Dalla Giovanna, cioè che c'è un invecchiamento progressivo, ma è anche un'uscita più tardiva dal mercato del lavoro. E quindi dovremmo iniziare ad interrogarci anche sulla formazione continua, che è sempre stata una chimera, diciamo così, della quale tutti ne hanno sempre parlato, ma che oggi è una necessità, perché
Io racconto sempre partendo da me che quando io sono entrato nel lavoro all'età che ho adesso, io ho 55 anni, tanta gente andava in pensione, oggi benché vada abbiamo davanti almeno 10 anni, ma non possiamo più pensare che quello di 55 anni è vecchio e non si può investire. E c'è un po' di movimento di immigrazione di ritorno, magari lo vedete dalle imprese nuove che nascono, anche giovani, c'è un po' di movimento di inversione o proprio siamo nel clou della tempesta? Pochissimo. Poco e soprattutto non è quasi sempre di elevata qualità, no? E quindi questo tema qui dell'attrattività, ripeto, è l'altro tema dei temi come quello da cui siamo partiti. L'altra questione importante, poi, che ha già affrontato Giampiero Dalla Giovanna qualche istante fa, però è un tema secondo me fondamentale, è quello dell'immigrazione, legato al fatto che noi, chiaro che c'è un tema legato alla gestione dell'immigrazione, però come tutte le cose della vita o le governiamo o le subiamo, probabilmente è arrivato il tempo di governarle. Speriamo che anche le leggi possano essere modificate in questa direzione. Sappiamo che il tema poi purtroppo non è soltanto nazionale, ma dobbiamo fare i conti anche con regole comunitarie, quindi c'era bisogno di un accordo quasi europeo su un tema di questa portata. Credo che non siamo gli unici in Europa, tra l'altro, ad avere questo problema, forse siamo quelli tra i più messi peggio, però insomma penso sia ben condiviso questo problema a livello europeo, no? A livello europeo non tutti gli stati sono messi nella stessa condizione, ad esempio paesi come la Francia e anche un po' la Germania hanno una situazione demografica meno brutta della nostra, perché hanno avuto una fecondità più alta, perché hanno fatto politiche immigratorie più inclusive delle nostre. Tuttavia, visto che in tutti i paesi sta fortunatamente aumentando la sopravvivenza, tutti i paesi dovranno fare il conto con l'invecchiamento, con l'aumento degli anziani e quindi con la necessità di mantenere una forza lavoro sufficiente per, come il termine che ho usato prima, per garantire una buona vita alle persone anziane, perché se no, guardi, non è che c'è tante possibilità, ci sono solo 3 possibilità: o facciamo andare le persone in pensione più tardi, o abbassiamo le pensioni o alziamo i contributi. I contributi sono già i più alti, credo, del mondo, quelli che ci sono in Italia. L'età al pensionamento, specialmente per alcune categorie, è già a livelli abbastanza alti. E l'altra cosa, appunto, è il discorso qual era la terza, che adesso non me lo ricordo neanche più. Abbassare le pensioni. Il livello delle pensioni non è che si possa toccare tanto. Quindi è evidente che la leva immigratoria è quella che va manovrata bene. Però non possiamo continuare ad avere un meccanismo di regolazione delle migrazioni regolato da una legge di 30 anni fa che peraltro non ha neanche mai funzionato bene. Per cui bisogna aver coraggio, e qui è proprio, non è tanto la scelta del Veneto piuttosto che di Padova, è la scelta proprio a livello nazionale. Per esempio avremmo bisogno di un permesso di ingresso in Italia per ricerca di lavoro che ancora adesso non è praticato, perché è impensabile che un'impresa, specialmente una piccola impresa, possa prendere una persona senza conoscerla. È impossibile. Comunque mettendosi in una condizione di legalità, una famiglia, devono essere anche messi nelle condizioni di poter agire. Una famiglia come fa a prendere una badante senza conoscere prima la persona? Cioè devi avere la possibilità di avere accordi fatti in modo molto più sereno e tranquillo con i paesi di arrivo. Ecco. Questa ricerca mette in luce diversi aspetti critici della nostra società, anche sulla questione delle donne al lavoro, per esempio, no? Perché anche questo è un tema importante. Sappiamo che il livello delle donne che lavorano è molto più basso rispetto a quello degli uomini. Certo, c'è un po' il gatto che si morde la coda, però nel senso che se tu non garantisci anche alle famiglie una serie di servizi che permettano alla donna di lavorare senza impazzire, e che permettano, anzi usiamo il termine giusto, a entrambi i partner di lavorare senza diventare matti, questi o non hanno figli oppure hanno figli, però uno dei due, e di solito è quasi sempre la donna, deve ridurre in modo pesante l'attività di lavoro, addirittura smettere di lavorare. Penso che l'Italia sia l'unico paese importante d'Europa in cui un ragazzino di 10 anni te lo mandano a casa all'1 di pomeriggio. Cioè, noi avremmo bisogno, guardi, io ho provato a fare un calcolo, lo dico sempre, lo ripeto anche qui ai nostri ascoltatori. Se noi togliamo il sabato a tutti
Se noi finiamo la scuola a 18 anni invece che a 19, come è un po' in tutta Europa, se facciamo queste due cose qua, noi senza aumentare in modo importante le ore di scuola, riusciremo a tenere i ragazzi a scuola fino a 18 anni, fino alle 4 di pomeriggio. Cioè noi abbiamo bisogno, dopo 60 anni della riforma GUI, di una nuova riforma importante della scuola che riguardi anche i tempi della scuola, perché i tempi della scuola sono ancora quelli che funzionavano bene quando ero piccolo io, e avevamo tutti i bambini, i ragazzi avevano le mamme a casa. Adesso non è più così, perché se non lavorano entrambi, c'è proprio una ricerca molto bella che è appena uscita che mostra che le coppie che hanno più figli adesso in Italia sono quelle dove entrambi i coniugi hanno un lavoro stabile. E non era così, una volta avevano più figli, e quelli... Giulia ha messo in piedi tutta una serie di azioni e è riuscito un po' a invertire la rotta del calo funesto demografico. Sì, anche però se posso dire il Friuli ha avuto rispetto al Veneto ha avuto un saldo migratorio molto più positivo, molto, e diciamo che metà di questo saldo è legato a Monfalcone. È legato a Monfalcone, alla Fincantieri. Sì. Certo. E dopo però questo appunto va governato, come se no si creano i problemi che si stanno creando anche a Monfalcone. Questi sono i numeri. Dopo, questi sono i numeri che poi vanno governati. Poi vedevo qui una cosa interessante di questa ricerca che mostra anche cosa si sceglie per vivere, no? Sta cambiando proprio le città, cioè le località di montagna, le zone diciamo meno collegate, i paeselli, tutto questo si sta un po' spopolando, mi sembra di capire. Difatti era quello il senso del titolo anche della 2 giorni che abbiamo fatto, troppi o troppo pochi. Adesso noi abbiamo zone del Veneto congestionate e lo vede chiunque cerchi di entrare a Padova alle 8 di mattina, adesso quindi, le code pazzesche che si creano, eccetera, perché abbiamo tutta la zona della cintura che è sovrappopolata, paesi come Albignase che hanno raddoppiato la popolazione in 20 anni, 30 anni. E questo si mutua anche tanto nelle per altre città. Sì, dappertutto è così, lo stesso a Vicenza, lo stesso a Treviso, eccetera. Nello stesso tempo abbiamo aree che si stanno letteralmente spopolando, anche aree non lontane, anche relativamente vicine, proprio perché la gente vuole stare dove ci sono i servizi. E giustamente dico io, perché se per venire in città devi farti un'ora di macchina, uno dice che faccio, scusa. Li perdi di vita, insomma, quei minuti ce lo può dire il nostro Io mi pongo, quando facciamo questi discorsi sulla demografia, che purtroppo sono diventati quotidiani, mi pongo sempre dalla parte di un giovane che li ascolta e dice: ma io non so neanche se avrò la pensione, devo fare dei figli, non so neanche se potrò mantenerli, e dovrò lavorare per garantire la pensione. Cioè, esiste anche una conflittualità intergenerazionale su questo argomento, ma questo non volevo un commento su questo, volevo chiederle: è ineluttabile questo, o secondo lei ci sono delle azioni appunto che possiamo intraprendere anche partendo proprio dal livello territoriale e dal livello culturale di formazione? Ma io onestamente sono un ottimista di natura, quindi non credo ci sia in atto uno scontro di questo tipo. Una problematica sicuramente c'è, questo è poco ma sicuro. È un po' come diceva anche prima il professor Dalla Zuanna, basti che pensiamo al tema delle scuole, no? Dove tra l'altro l'altra chicca sul tema delle scuole è che in teoria i ragazzini non potrebbero rimanere a casa da soli fino ai 14 anni, e quindi c'è tutto anche un tema di gestione, no? Di queste cose qua. Però tornando alla sua domanda, io credo che ci sia da lavorare molto sulla consapevolezza che siamo ancora in tempo per salvarci, se posso usare questa parola qui. Qualche suggerimento? Qualche suggerimento è quello, dicevo prima, certamente è quello. Allora, io le dico che cosa non vedo come soluzione. La soluzione non è come quella che pensano alcuni, l'aumento delle tecnologie. L'aumento delle tecnologie potrà aiutare, ma ci sono alcuni mestieri dei quali ci saranno sempre più bisogno. Un esempio era quello prima delle badanti, cioè le badanti o chi avrà la cura della persona con l'invecchiamento è automatico. Un secondo tema è quello appunto di cercare di creare dei percorsi di formazione per gli immigrati che siano attinenti a quello che alle imprese qui serve, perché ormai la consapevolezza per le imprese che l'immigrazione serva c'è. E questa parte di migrazione è disponibile ai corsi di formazione, a intraprendere? Vedete che c'è una risposta buona? C'è una risposta buona, no?
Dobbiamo però adeguare anche di più il sistema scolastico, torniamo sempre lì, il mondo della formazione che non può essere soltanto finalizzato a tante cose di questo tipo. Faccio un esempio molto banale. Fino a qualche anno fa le scuole serali erano diffuse moltissimo, adesso ce ne sono pochissime, no? Ma perché? Perché noi avevamo una cultura... Anche l'università, esatto, per i lavoratori. Avevamo una cultura dove tantissimi andavano a lavorare dopo le medie, poi si rendevano conto della formazione e tornavano a scuola. Quel percorso lì che come paese abbiamo vissuto 30-40 anni fa, probabilmente lo dobbiamo fare anche oggi sull'immigrazione, perché noi probabilmente abbiamo parecchi immigrati che già lavorano, ma che hanno bisogno di essere qualificati e hanno anche la voglia di farlo. Non bisogna quindi demonizzare la cosa, anche perché, come diceva prima il professore, non è che abbiamo grosse alternative, no? Perché un esempio scherzoso che io porto sempre è che se oggi tutte le donne residenti in Italia rimanessero incinte, fertili, tutte, l'effetto lo avremo fra 20 anni sull'occupazione. Quindi saremo già nel pieno però del dobbiamo problema. Arrivarci fra 20 anni. Con l'altro tema che c'è... 700.000 lavoratori in meno, quindi il dato italiano, questo o il dato veneto? No, il dato veneto. Dato veneto. Sì. 700.000 sono tanti, insomma, sono 2 città del Veneto, quindi... Anche 3. Tre volte Padova. 3 volte Padova, quindi... Venezia ho visto che tra l'altro è messa molto molto male da questo punto di vista. Venezia credo che abbia meno abitanti di Verona. È andata sotto Verona. E molti anziani. Venezia, diciamo, ha la questione del centro storico che è una questione a parte, diciamo. Per il resto Mestre è paragonabile a Padova, paragonabile a Treviso, insomma, cioè non è molto diversa da un punto di vista della struttura demografica. Che un po' più eccelle o che ha messo in atto delle dinamiche, perché io quando penso che siamo stati una potenza industriale e siamo ancora nel G7, cioè sento così, mi sento un po' male. C'è una questione. Noi che cosa sarà l'Italia? Sarà ancora una capace di quello che ha fatto? Continuiamo a considerare Padova come la nostra città di 200.000 abitanti. In realtà Padova è una città di 500.000 di abitanti. Cioè tu devi fare i conti di Padova mettendoci insieme anche i comuni attorno. Da questo punto di vista Verona è messa meglio perché Verona ancora negli anni 20 ha avuto accorpati i comuni della cintura. Chievo, San Michele Extra, eccetera, erano paesi per conto loro e sono stati inglobati in Verona. Difatti se lei guarda la mappa... piccola che si parlava di Grande Padova, ancora se ne parla. Questo non è stato fatto con i pro e i contro di questo, ma... Quello che manca a Padova adesso, visto che stiamo parlando di cose locali è fondamentale, manca un vero coordinamento territoriale su queste cose. Cioè, per esempio, il verde dovrebbe essere gestito a livello sovracomunale. Non ha senso fare un parco che arriva fino a qua. Qua sfondo una Ponta Perla, che io penso di essere stata una voce distonica, per me le province andavano tenute e dovevano gestire tutte le cose interterritoriali. Più che la provincia, quello che manca qui è proprio avere degli enti territoriali che sono in linea con la gestione di cui c'è bisogno, certo, e secondo me la grande Padova era fondamentale, è fondamentale. Allora, i temi che abbiamo messo sul piatto sono pesanti, le Posso dire un'altra cosa, signora, che non ho detto Prego. prima? Siccome si parlava prima che i giovani, non è vero che i giovani non avranno la pensione. Il meccanismo della legge Dini e poi della legge Fornero è fatto in modo che la pensione viene garantita a tutti. Il rischio diciamo, quello che accadrà che avrà importi un po' più bassi e che andrà in pensione più tardi, ma non è che la pensione non ce l'hai. Si riferiscono anche a questo, cioè avranno una pensione che però non sarà sufficiente. Ma difatti quello che si deve fare adesso sarebbe cercare di rendere vivibile la vita lavorativa, lo si diceva prima parlando con il dottor Crosta, la vita lavorativa diciamo fra i 60 e i 70 anni, dove tu non puoi lavorare come quando ne avevi 30 evidentemente, certo. Però su questo si sente parlare poco, troppo poco. Troppo poco. Sì. Diciamo che il settore pubblico potrebbe fare un po' da apripista culturalmente, sperimentare delle nuove formule, anche degli incentivi appunto legati a questo cambiamento, e invece ha le stesse dinamiche o peggiori? Ma guardi, io le parlo della mia esperienza come Camera di Commercio di Padova, dove noi abbiamo fatto ad esempio una scelta molto importante sull'organizzazione del lavoro e anche post-Covid abbiamo incentivato moltissimo lo smart working e abbiamo visto che non c'è stato nessun calo di produttività.
anzi in alcuni casi abbiamo anche migliorato. Ecco, credo che il settore pubblico potrebbe avere l'obbligo, il dovere, no, di incentivare questa tipologia di attività, perché prima si parlava di tempi di entrata in città. Uno dei tempi di entrata in città è anche dovuto al traffico enorme che c'è. Io credo che se già un po' tutto il settore pubblico della provincia di Padova, che può farlo ovviamente, incentivasse un po' di più lo smart working, è un esempio, potrebbe essere un tema di attrattività maggiore e anche di miglior gestione delle cose. L'altro tema che il settore pubblico potrebbe fare, e credo sia fondamentale anche questo, è quello di investire, qui parlo soprattutto della Camera di Commercio perché un po' lo stiamo facendo, di investire un po' di più sulla formazione e sull'alta formazione legata non soltanto al proprio personale ma anche al personale delle aziende. E ci vuole, probabilmente è un tempo dove ci vuole un po' di coraggio e di lavorare fuori dagli schemi rispetto a quelli che abbiamo avuto. Va bene, farvi capire che abbiamo finito il tempo della trasmissione, chiedo lumi alla regia in questa direzione e quindi abbiamo accennato a quelli che sono soltanto i principali argomenti che interessano questo dibattito. A questa 2 giorni hanno partecipato davvero tante voci, da Confindustria ai comitati dell'imprenditoria giovanile, persino la diocesi di Padova e il forum delle associazioni familiari, quindi è stata anche l'occasione di raccogliere tanti stimoli che speriamo adesso si possano concretamente mettere in pratica. E quindi su questo noi ci salutiamo sperando di rincontrarci con dei segnali un po' più positivi relativamente a quello che sta succedendo. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico per essere stato con noi e arrivederci. A domani, buona giornata.